Afflussi record di stranieri, ma anche turisti italiani che vengono nella Marca a visitare Treviso, così come le colline del Prosecco. Dati davvero importanti che fanno registrare presenze nettamente superiori rispetto allo scorso anno. I numeri provvisori ci dicono di un boom incredibile di presenze turistiche, ma soprattutto il vero salto di qualità sta nelle notti che questi turisti passano nella nostra città. Segno evidente che scelgono Treviso per la qualità della proposta, ma anche Treviso diventa un punto di riferimento per l'intera Marca trevigiana e a volte anche per le Dolomiti piuttosto che per Venezia, perché siamo in una posizione centrale. I dati parlano di un più 140% rispetto al 2021. Certo, nella Marca la strada da fare è ancora lunga per recuperare i numeri registrati prima dell'emergenza Covid, ma sicuramente Treviso e le colline stanno trainando questa ripresa. E ripeto, è un punto di partenza, non un punto di arrivo, e questo deve essere un po' l'impegno che tutte le associazioni di categoria, insieme all'amministrazione, si vogliono assumere. Nei primi 7 mesi dell'anno, da gennaio a luglio, a Treviso sono arrivati 78.000 turisti. Positivo anche l'afflusso tra Valdobbiadene e Vittorio Veneto, dove nello stesso periodo si è vista la presenza di oltre 56.000 turisti. Altro dato importante riguarda il numero di notti che trascorrono nella città. Questo è uno dei dati più incoraggianti e più positivi, nel senso che Treviso ha sempre avuto un turismo di passaggio, no? Quindi erano turisti che magari passavano la giornata, quindi non si potevano nemmeno definire turisti, ma erano visitatori. Invece dai primi dati che abbiamo ricevuto in anteprima si evidenzia come passano addirittura 3 notti in città. Questo è molto legato certamente alla programmazione, ma anche proprio alla promozione turistica legata a Ryanair, che di fatto vende il biglietto per Treviso il lunedì e la partenza il giovedì. L'amministrazione continua intanto la promozione del territorio. Devo dire che come Giunta abbiamo continuato ad investire nella programmazione culturale, nella promozione del nostro territorio, promozione enogastronomica, negli eventi sportivi, insomma una serie di eventi di altissima qualità che garantiscono costanza, e poi abbiamo messo in piedi una promozione insieme al Consorzio del Prosecco a Ryanair, dove andiamo ad intercettare i turisti proprio a casa loro.